Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola da cui si parola è varietà e la domanda che se facciamo per rispondere è qual è il vero Veneto. La domanda da farsi è qual è il vero pomodoro tra sti quattro qua? E la risposta che uno potrebbe dare è ma mia risposta che vi do è che i suoi pomodori che sono sicuro che sono veri è sto qua e sto qua, perché li ho visti crescere sulle piante che ho qua fuori sul balcone e li ho fatti mi. E ora so che sono veri i pomodori. Questi da qua, guardandoli, nasandoli da fuori, può essere che siano veri i pomodori. Ma la domanda è, quando che diciamo quella è la vera lingua veneta, cosa si potrebbe dire in realtà? In realtà, chi che dice che fa sta domanda e pone due problemi. Uno sul piano dell'esistenza della lingua e uno in realtà, forse quello si più intelligente, sul piano dell'insegnabilità, diciamo, della lingua. Sul piano dell'esistenza, domandare qualche sia vera lingua veneta è assolutamente assurdo, perché non è mia una questione linguistica là il problema, ma proprio una questione di interpretazione della realtà. Non esiste, o vedi qua, non esiste il pomodoro. Podemo su carta descrivere, immaginare che esista una forma standard del pomodoro su carta, ma sta forma standard non si realizzerà mai in realtà perché ogni pomodoro avrà sempre le sue caratteristiche. Però potremmo dire che i pomodori si può ingrumare per diverse tipologie, per forma, per dimensione, quasi tutti i pomodori rossi, magari anche pomodori più scuri, quei tipo quei pineri, pomodori si chiamano pomodori perché una volta gli era pomi d'oro, no? I serasai. E dopo che ne siete varie altre forme, sei più grandi, sei più lunghi, cosa voglio dire? Che quando che noi studiamo una questione, andiamo da mettersi seriamente a pensare. Qual è il vero pomodoro di questi? Tutti e quattro sono pomodori veri. Nessuno di questi quattro qua, lo dico mi, è di plastica, dunque sono tutti quanti veri. Sarebbe come dire, non so, visto che sti qua è quattro pomodori, e ora questo qua, anche sto qua, siccome che è grande come sto pomodoro qua, anche sto qua è un pomodoro, no? Vedi subito che questa qua è una patata. Ecco, perdone che adopero questa immagine, ma la serie questione di realtà, non capire che ogni concetto aggregato, statistico, come il concetto di lingua, è prima di tutto un concetto della realtà, prima che sia una questione linguistica. La realtà la dice che non esiste il pomodoro, è solo un'idea che il nostro cervello per comodità e se fa, è una questione statistica. Sti qua fa parte del gruppo il pomodoro, a patata che vi ho fatto vedere non fa parte del gruppo il pomodoro. Qui ho dimostrazione che esiste la lingua veneta, su sto piano qua. Quando chi vi dice, ma la lingua veneta quale? C'è il Visentino, il Padovan, il Rovigotto, il Trevisan, il Venezian, nessuno di questi vi dice, non so, il milanese, il narbonese, il madrileno, perché sa benissimo che bestie là è se fuori dal gruppo veneto. E ora, quando uno mi dice quale è la varietà, quale è la vera lingua veneta tra le varietà della lingua veneta, è una domanda che è assurda, non si può cattare una risposta, perché è una domanda che è sbagliata. Questo qua è il piano dell'ontologia, della cosa che è la varietà, la normalità, la fisiologia, questa qua. E se un altro piano, metto sul panaro, del piano della riproducibilità del sistema, della diffusione. Dentro a testa di chi domanda qual è la vera lingua veneta, e sta parte della domanda la è legittima, la è qual è la lingua veneta che devi insegnare. La prima risposta la è ancora sta qua. E a ogni zona che viene insegnata la sua varietà, come che ogni pianta di pomodoro, non è che a pianta è data improvvisamente, siccome che passa per lei e che bisogna avere i pomodori cirio, a scommesse urtare il datarin finché farò un pomodoro slungato, oblungo, no? Evidentemente non è mica così. E cioè, che pomodori dice che gara a produrre a me pianta? È conforme che tipo di pianta che ha, se è una pianta de Veneto Trevisan a produrrà frutti de Veneto Trevisan e scuola che insegneremo a tirare su il Veneto Trevisan. Ma se che si è fatto fin adesso è un'operazione normale. Perché nessuno pensa che questa sia l'operazione da farsi, sebbene che sia l'operazione normale che si è fatto da sempre, cioè fanno avanti ogni zona la sua varietà? Per un motivo che adesso vi faccio vedere. E il motivo è questo qua. Quarento, a che è il pomodoro senza varietà. Sta roba qua, la rotto questa, vedi se davvero, non è il pomodoro.
pomodoro PVC al concetto come si dice, il concetto assoluto del pomodoro. Questo qua è un pomodoro, pomodoro. Ma se mica io facesse vedere a un bocce, domanderia, questo è un pomodoro. No, sto qua è un amalgama, un sfrantamento, un frueamento, un smissiamento del pomodoro. Se gli altri guardassero tutti i vasetti dove che gli vende che si vendono queste robe qua, gli scrive, dice pomodori, ma ne vedi, dice qua. Potrebbe essere pomodori cordebo insieme con i pomodori slunghi, insieme con qualche datterin vansà. Insomma, un'amalgama, butto dentro tutto, menestro, smissio e siamo a posto. Ecco, questa è l'operazione, in quel caso particolare, di eventualmente stabilire un standard che è lo smissiotto di tutto quanto. A cosa serve sta roba qua? A massificare la vendita del pomodoro. Che vuol dire che, in sostanza, cosa si è fatto con l'italiano? Si è stabilito che bisognava, si è fatto in generale con tutte le lingue da massificare, bisognava improvvisamente fare mangiare il pomodoro a tutti quanti, anche a quelli che non aveva mai mangiato prima perché gli mangiava altre sorte di ortaio, e improvvisamente come facciamo a fare arrivare a casa bello pronto? Ma lo facciamo arrivare a casa come cosita in questa maniera qua, in modo che uno non va a domandarsi né se lei secondo me testo insieme pomodori del stesso posto, né si siede la stessa sorte, né si siede la stessa epoca. Perché se mi faccio da nuovo sto video con queste stesse robe qua, no? E già questi pomodori qua, non si sta ancora in piedi, sì, già questi pomodori qua, e fra 2 o 3 settimane, questi pomodori qua esendati, perché questi si fatti per consumazione qua e adesso. Quello che sei in vasetà 40, se mi ciapo il vasetto, e la scadenza, se non mi ricordo mai, è scritto 31 dicembre 2021, e ora in questa proporzione qua, sta qua è fatta per massificazione, per l'industrializzazione della questione. E ora la domanda è questa. Quando che niente andiamo a scuola e vogliamo insegnare che il pomodoro, far che gustare il pomodoro, sapere cosa che è il pomodoro, potremmo fare una degustazione delle sorti del pomodoro, fare conoscere quella di casa sua, questa cosa quella di casa mia, ma anche fare conoscere quelle degli altri, e questo sarà incentivante della comprensione della realtà, e quando che mi catterò davanti 4 sorte differenti di seola, mi incorsarò che ha un gusto un poco differente perché ho sperimentato sta roba sulla differenza dei prodotti che ho a casa mia o vicino a casa mia. Quando che invece ho diciamo, smontato tutto quanto, crederemo che l'unica roba che esiste è questa qua, è sta roba massificata, amalgamata, che si è fatta per gran distribuzione e dunque per la gran quantità, ma zero qualità. E ora, se niente vogliamo insegnare che scuola a comprendere la varietà, potremmo farla comprendere come facendola a vedere, non ignorandola. L'altra alternativa, la sequela, di offrire un prodotto già pronto, non si sa dove che viene, ma è già pronto, dai, sciaffa io su, tanto in magna tutto. Questo qua è il ragionamento. Domanda. E il Veneto, e ora visto che il Veneto si cusita, e comunque mettiamo che uno dice mi voglio massificare anche al Veneto perché voglio che diventi lingua dell'Unione Europea e quindi ho da scrivere non so, ho bisogno di un standard massificante di sta roba qua. Ecco, se proprio uno ha da fare sta roba qua, premesso che non bisogna copare tutte le piante perché capi a venire fuori sta roba qua, ma se può dire, eventualmente, fare un'operazione di questo tipo. Aspetta un attimo. Fare come si dice, un mischiamento di questi qua che si pomodori della zona veneta. E ora posso dire che ho fatto il pomodoro veneto. Posso farlo in maniera naturale, senza conservanti. Posso fare una roba che dura solo 15 giorni, dura solo un anno, che metto via, diciamo, per la sua durata, ma che la si è fatta apposta per mantenere il spirito di base del pomodoro veneto. Va bene? Sto qua è il ragionamento. Però sto qua se puoi farlo, come anche che se puoi non farlo. Perché insegnare il Veneto a Treviso o a Vicenza, se insegna il Veneto di Treviso o il Veneto di Vicenza. Che problema che sei? Serve sta roba qua? Se puoi farla con i prodotti che si è fatto qua. La roba assurda è non accettare che sta operazione meccanica di mettere insieme sti qua e frullarli tutti quanti qua dentro non si può farli per il Veneto perché è una roba brutta, sbagliata, atroce eccetera, e dove invece che per l'italiano, che è la roba che ho fatto vedere prima, si è accettato, si è fatto senza problemi. E allora questo qua è il ragionamento che abbiamo da farsi in testa
E per che motivo che andava bene per l'italiano crearsi che il missiotto dei pomodori che non sapevamo dove viene, eccetera, eccetera, e invece per il Veneto questa roba qua non sarebbe mia possibile o sarebbe addirittura sbagliata perché è una imposizione. Ma ora se questa è una imposizione solo perché è ancora da fare, o in realtà diciamo se ha fatto solo spontaneamente, uno dobbiamo che mi spieghi perché invece questa non è mia, sta una violenza nei confronti dei pomodori. Va bene? E ora, vuoi una roba amalgamata, omogeneizzata, come che sei l'italiano? Se proprio vuoi, se puoi farlo. Se invece non vuoi una roba amalgamata, omogeneizzata, se puoi mantenere queste qua, perché la scrittura della lingua veneta, come che la sei una veste descrittiva, come il vestire di un sartor che ti fa parattorno, e la puoi descrivere esattamente cose che sono queste quattro varietà di pomodoro. Ma non so perché queste varietà improvvisamente sto qua non più pomodoro. Anzi, proprio perché le mantengo proprie, posso dire che morfologicamente, sebbene se quattro pomodori, sto quale è di una sorte e sto quale è di un'altra sorte. Dunque la varietà la mi insegna a vivere a sto mondo, che mi sembra che sia uno degli obiettivi della scuola. Bon, ancora abbiamo fatto, aspetta che metto su. La nostra maratona veneta con l'episodio 79 la va avanti. Se vediamo domani, e sto video lo metto anche sulla parte lingua veneta dentro Veneto Express su playlist perché è secondo me particolarmente importante. Fammi sapere cosa che ne pensate e spero che questa spiegazione sia non dico mia definitiva ma il manco ci rifrega d'ora. Buon, se vediamo, ciao ciao ciao.